Crolla il paradigma della famiglia Nord-Est. L'Istat avverte che nei prossimi 20 anni le coppie con figli diminuiranno del 25%, mentre ci sarà un aumento pari al 77% di padri single. L'Istituto Famiglia è in crisi da tempo in Italia, ma se la Germania, che nel 2012 aveva un tasso di denatalità superiore al nostro, ha invertito la rotta con investimenti consistenti, l'Italia resta il fanalino di coda d'Europa e il Veneto non fa certo eccezione. Se il trend continuerà così, la composizione della società veneta è destinata a cambiare radicalmente. La proiezione è contenuta in dati Istat inediti diffusi oggi dal Gazzettino. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 17 novembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda l'allarme nascite a Nord-Est. Questo il titolo sul Gazzettino. L'Istat, le coppie con figli tra 20 anni in calo del 25%. Una proiezione quindi dal 2021 al 2041 che vede diminuire del 24%, per essere precisi, le coppie con almeno un figlio sotto i 20 anni e del 22% quelle con tutti i figli over 20, confermando la preoccupante tendenza alla denatalità e il progressivo invecchiamento della popolazione residente in Veneto. Altri dati: si diversificano per numero anche le tipologie di famiglie, con un aumento stimato pari al 77% dei padri single con tutti figli over 20, la media nazionale si attesta sul 50% e di quasi una crescita anche di quasi il 30% dei padri single con un figlio di almeno un figlio under 30. In crescita anche le coppie senza figli, più 16%. Sono alcuni dei dati che saranno presentati dal presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, nel corso dell'annuale assemblea del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto sabato a Palazzo dei 300 a Treviso sul tema famiglie, giacimenti di valore per il futuro del paese. Quindi l'appuntamento sabato a Treviso per il Forum delle Associazioni. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, quindi, che è piuttosto corposa, partendo da due temi che avevamo affrontato già ieri. Primo tra tutti la questione del medico di base. Allora, ieri si diceva che mancano 600 medici di medicina generale in Veneto, con altrettante zone carenti. C'era soltanto un'ipotesi di quelli che potevano essere i cittadini scoperti, quindi senza medico. Oggi abbiamo il conteggio, la notizia sul Corriere del Veneto: senza medico 700.000 veneti, un piano per correre ai ripari. Il quadro quindi della situazione: le zone vacanti sono le sedi senza medico di famiglia. Nel Veneto sono 586 ognuna, con 1200 assistiti, quindi al momento 702.300 cittadini sono senza dottore di riferimento e devono accontentarsi di professionisti provvisori o temporanei. Va detto che la notizia si trova anche sul Gazzettino di oggi, qui però il conteggio è differente, lo si vede già dal titolo: Veneto 200.000 in attesa del nuovo medico di base. La regione annuncia comunque tra un mese 250 ingaggi, ma vedremo nel dettaglio la risposta dell'assessore alla sanità e al sociale Lanzarin dopo il dossier presentato dall'opposizione in Consiglio regionale, che è dedicato proprio all'emergenza legata alla carenza dei medici di base. Torniamo sul Corriere del Veneto. I giovani: la legge permette ai laureati iscritti al primo anno della scuola di medicina generale di avere 1.000 assistiti e a quelli del secondo e del terzo anno di arrivare a 1.500. Impugnata in precedenza la legge veneta, che al primo anno ne assegnava 1.200 addirittura. I bandi per il prossimo bando per la scuola di medicina generale dovrebbe essere emesso a dicembre, mentre a disposizione per marzo 2023 altri 226 posti. Bisognerà vedere se saranno tutti occupati. Finora non è stato così. Alcuni numeri: 30% degli iscritti alla scuola di formazione in medicina generale va a lavorare in altre regioni oppure fa il gettonista, quindi non tutti quelli che si specializzano in medicina
generale diventano medici di base, medici di famiglia. 5 euro in più per ogni assistito è quello che viene percepito dal medico di base, che accetta di aumentare il massimale da 1500 a 1800 pazienti. Questa è una novità introdotta relativamente di recente, nell'ultimo anno comunque, da parte della regione, per cercare di coprire i buchi ormai davvero enormi e soprattutto strutturali nel territorio, che rimane scoperto, appunto le zone carenti, e quindi in qualche modo, se mancano medici di base, quelli che rimangono devono accollarsi un maggior numero di pazienti. Naturalmente il medico non è obbligato a arrivare a 1800 pazienti, ma c'è questo incentivo economico di 5 euro per ogni assistito in più, dai 1500, che era la soglia precedente, per arrivare poi a 1800, la nuova soglia introdotta dalla regione. Ma vediamo le dichiarazioni dell'assessora Lanzarin. Siamo preoccupati, la popolazione invecchia e la professione non è appetibile. Il direttore generale della sanità veneta Flor dice: il problema sarebbe risolto se tutti i medici accettassero di avere 1500 assistiti. Appunto, sfogliamo anche gli altri quotidiani di oggi, quindi il Gazzettino. Nel 2023, nel triennio 2023-2025, ci saranno più diplomati che pensionati, sostiene Lanzarin, che parla sì di un'emergenza ma senza drammi. Questa l'esponente della giunta Zaia. Informazione: sarebbero 589 camici bianchi a partire da marzo, altri 226 secondo il direttore generale della sanità, però c'è appunto la conferma che il 30% poi cambia lavoro. C'è una tabella sul Gazzettino che descrive lo scenario futuro con il numero dei pensionamenti previsti e la stima dei futuri diplomati nel corso di formazione di medicina generale. Dal 2023 al 2025 si vede che il numero di diplomati previsti, appunto 589 in totale, supererebbe il numero dei pensionamenti previsti, 462. Allora il problema è risolto? Probabilmente no, nel senso che appunto il 30% dei diplomati poi cambia lavoro, e poi non è detto che queste stime corrispondano, che queste previsioni si realizzino. Il dato certo è che ad oggi i medici di medicina generale sono 2776 in Veneto, le zone carenti quasi 600, come abbiamo visto. Secondo il Corriere del Veneto sono 700.000, quindi i veneti senza medico di base. Il Gazzettino ne conteggia invece 200.000. Sarebbe interessante capire come viene effettuato questo calcolo e perché differisce di così tanto, di 500.000 di unità. Leggiamo l'attacco dell'articolo di Angela Pederiva sul Gazzettino di oggi. In questo momento circa 200.000 cittadini in Veneto sono in attesa di avere il loro nuovo medico di base. È la stima che risulta dall'incrocio dei dati forniti ieri dalla regione, secondo cui le 701 zone carenti registrate quest'anno sono scese già a 586 attraverso il subentro di altri professionisti, ma nel giro di un mese dovrebbero ulteriormente ridursi a 336 grazie all'ingaggio di 250 giovani camici bianchi. La situazione di emergenza, come succede in tutta Italia, soprattutto dopo il Covid, ma non è drammatica come da alcune parti la si vuole descrivere. Questo ha detto l'assessora regionale Manuela Lanzarin, facendo il punto assieme al direttore generale Luciano Flor, in risposta alle critiche ricevute in particolare dal Partito Democratico e dal sindacato dei medici di base FIMG. Ecco, allora, che si tratti di 200.000 o addirittura di 700.000, come sostiene il Corriere del Veneto, parliamo di cittadini veneti senza medico di base, quindi che si devono accontentare di un sostituto. Cifre in ogni caso preoccupanti e naturalmente di una dimensione che non può essere ignorata, ma la Lanzarin non ha dubbi, e anche sul Giornale di Vicenza le dichiarazioni sono rassicuranti e
in qualche modo cercano di ridimensionare il problema. Medici di base, nessun ritardo, il bando uscirà a dicembre, dice Lanzarin. Dopo l'analisi promossa dal PD, l'assessora regionale ha rispedito le critiche al mittente. Dal 2023 al 2025 previsti 462 pensionamenti, ma i corsi di formazione triennale in atto diplomeranno 589 nuove figure. Anche sul giornale di Vicenza una tabella che mostra la distribuzione anche per forma associativa dei medici di assistenza primaria in Veneto. La maggior parte stanno nelle medicine di gruppo, poi parliamo di più di 1 migliaio, poi altri 667 nella rete dei medici e forme miste, 638 nelle medicine di gruppo integrate, 331 sono medici singoli e 30 medici di base stanno in associazione semplice. Anche questi dati interessanti, ma soprattutto è interessante la reazione politica appunto dell'assessora alla sanità e al sociale, che rispedisce le critiche al mittente in qualche modo dicendo che la regione sta facendo quanto di sua competenza per arrivare alla copertura delle zone carenti e in qualche modo scarica la responsabilità sui medici stessi, dicendo vanno trovate risposte per una professione che ha perso appeal. Tanti, una volta diplomati, cambiano percorso e non diventano medici di medicina generale, ma appunto, come dicevamo prima, piuttosto vanno a lavorare in altre regioni o fanno i gettonisti. Voltiamo pagina e riprendiamo anche adesso in mano un tema di cui si era parlato ieri nella puntata del podcast Sveglia Veneto, ma anche già ne avevamo parlato in passato. È una questione che va avanti da mesi, è quella della pista da bob di Cortina per le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. E allora leggiamo subito le dichiarazioni di Luca Zaia, presidente della Giunta regionale del Veneto. Pista da bob molto costosa, si valuti l'ipotesi Innsbruck. Ma come sottolinea il Corriere del Veneto, dopo questa dichiarazione Zaia è tornato subito sui suoi passi. Quindi cosa ha detto il presidente del Veneto? Si è aperto un dibattito a cui dare risposte. Il dossier prevede la realizzazione della pista da bob a Cortina, ma non ci sono soluzioni alternative. Sarà l'inizio di un nuovo corso. 85 milioni di euro nel 2019 il preventivo per la demolizione e riqualificazione della storica pista Eugenio Monti era di 55 milioni di euro, è già salito a 80 e potrebbe arrivare a 85 milioni di euro. È una storia infinita quella della pista da bob di Cortina, forse stavolta è arrivata alla fine, perché appunto Zaia ha lanciato questo ultimatum. In realtà ieri sembrava che avesse abbandonato l'ipotesi di farla a Cortina, una posizione che Zaia aveva portato avanti con tenacia negli ultimi mesi. Sembrava che lo stesso Zaia si fosse arreso all'ipotesi Innsbruck e invece poi è tornato sui suoi passi. Allora leggiamo sul Gazzettino: la pista da bob resta a Cortina, Zaia ho segnalato i rincari ma il CONI non lascia l'Italia. Sì, perché ieri l'intervento di Zaia serviva infatti a segnalare l'aumento dei costi della pista da bob e a chiedere al CONI di esprimersi in modo chiaro sulla pista da bob e sull'opportunità di realizzarla a Cortina, in qualche modo passando la patata bollente proprio appunto al CONI e al comitato organizzatore delle Olimpiadi. C'è la polemica dell'opposizione in Consiglio regionale con Zanoni del Partito Democratico, che puntava su Innsbruck. Sarebbe la resa del presidente, diceva ieri quando Zaia appunto apriva l'ipotesi Innsbruck. Anche la consigliera regionale dei Verdi Cristina Guarda presenta un'interrogazione e chiede chiarezza sui dubbi sollevati dallo stesso presidente della giunta regionale relativamente ai costi e appunto all'opportunità di realizzare una pista da bob costosissima e che poi rischierebbe di essere inutilizzata a Cortina quando ce n'è una già disponibile poco lontano a Innsbruck. Ci sono anche le dichiarazioni del presidente
della Cina Xi Jinping, Cina e Italia dovrebbero concentrarsi sulle Olimpiadi invernali, individuando un'area di collaborazione allo scopo di rafforzare gli sport sul ghiaccio e sulla neve e la cooperazione industriale nel settore. Anche i quotidiani del gruppo Getty danno ampio risalto alla questione del bob, alla vicenda delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, gli sport nella neve. Il titolo: Zaia ha ricevuto le rassicurazioni dal CONI, a Cortina faremo la nuova pista da bob, quindi ormai è deciso. È durata poco l'apertura al possibile trasloco delle gare a Innsbruck, ora però il governo deve dare un'altra trentina di milioni. Parlando sempre di sport invernali, e anche qui ieri l'avevamo anticipato, è imminente la riapertura per la Marmolada, ma sarà vietato lo sci alpinismo. Queste le notizie dopo la tragedia di luglio. L'ordinanza del comune di Canazei è stata firmata e pubblicata ieri sera. La Marmolada è di nuovo accessibile, la decisione sul piano tecnico era già stata presa, ma è arrivato anche il sigillo politico. Lo leggiamo sul Gazzettino di oggi. Con una nota congiunta, Maurizio Fugatti e Luca Zaia, presidenti rispettivamente di Trento e del Veneto, hanno infatti convenuto sull'opportunità di riaprire l'accesso alle aree interdette, permettendo così anche la preparazione delle piste per la stagione invernale, pur con alcune prescrizioni. Fugatti ha specificato che l'apertura dovrà tenere presente il pericolo soprattutto nelle zone limitrofe alle piste da sci. Quanto avvenuto quest'estate con la tragedia conseguente al distacco della massa di ghiaccio, un evento luttuoso recente che porta con sé il ricordo di 11 vite stroncate che non si può dimenticare. Quindi Trento e Veneto non dimenticano, ma Canazei firma l'ordinanza per riaprire la Marmolada e quindi torneranno a sciare tutti tranne gli sci alpinisti. Tornando un attimo al Bob, c'è per concludere la polemica appunto di Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, ma sui quotidiani del gruppo Gedi è riportata una sua dichiarazione che spiega il senso della polemica, cioè: col clima che cambia, i soldi per la pista da bob, gli 85 milioni, sono soldi buttati via. Un altro segnale dei cambiamenti climatici che interessa il pianeta è la progressiva risalita della quota neve nella stagione invernale su molti territori montani della nostra regione, che un tempo caratterizzava quei paesaggi e costituiva un'attrattiva per gli sport invernali. C'è sempre meno neve, ma in questi ex comprensori sciistici rimangono gli impianti in disuso, dei fantasmi, testimoni di un ambiente violentemente stravolto dal riscaldamento globale, dei ruderi la cui rimozione comporta spese che ricadono sulla collettività, in particolare sulla regione. Zanoni poi fa degli esempi e quindi il monito è chiaro: spendere 85 milioni per la pista da bob oggi significa poi spenderne altri in un futuro non troppo lontano, per la sua demolizione una volta che le temperature saranno ulteriormente salite. Non è fantascienza, basta pensare semplicemente alla dinamica, per esempio, del ghiacciaio sulla Marmolada, un ghiacciaio che i geologi prevedono sarà completamente scomparso nel giro di una ventina d'anni. Chiudiamo con una notizia legata alla sicurezza stradale. La proposta del segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella, in Senato, una mozione rivolta al governo per introdurre la safety car in A4. Parliamo appunto degli incidenti in autostrada, chiede anche l'aumento dei presidi di polizia stradale, l'incremento dei controlli e il proseguimento del commissariamento oltre il 31 dicembre 2022. Sono queste le principali richieste contenute nella mozione depositata da Martella, senatore e segretario regionale del PD, che impegna il governo a intervenire con urgenza per affrontare i problemi di sicurezza sulla A4 tra Venezia e Trieste. In questo tratto l'aumento del traffico pesante e leggero è in costante aumento e ormai superato i livelli del 2019. Ricorda l'esponente Dem sul giornale di Vicenza di oggi: il crescente numero di incidenti e di vittime ha determinato una situazione di emergenza che richiede un'accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere di allargamento delle carreggiate, che non può subire rallentamenti per la strategicità dell'arteria parte del corridoio europeo Mediterraneo 5.
e anche i quotidiani del gruppo Gedi dedicano un'intera paginata agli incidenti, l'incubo in A4, nel tratto veneziano 66 incidenti di cui 11 mortali. Le statali più pericolose in rapporto alla lunghezza sono la Romea, la Padana Superiore e Via Martiri a Mestre. Infine una notizia flash che arriva da Venezia, sui quotidiani del gruppo Gedi, la denuncia dell'atleta azzurra controllata sull'autobus perché nera. L'episodio è successo a Marghera. Parla Rebecca Pavan, 21 anni, è nella nazionale giovanile del salto in alto, plurimedagliata in forza tra l'altro ad Assindustria Sport di Padova, dopo aver gareggiato anche con il gruppo atletico Coin Venezia. È originaria di Verona e abita a Malcontenta di Mira. È italiana, italianissima, e ha raccontato questo episodio. Mi ha chiesto il biglietto perché sono nera, ma ci sono abituato, l'ho chiesto solo a me perché pensavo volessi fare la furba, mia mamma invece non ce la fa a stare zitta e gliele ha cantate. L'azienda di trasporto Arriva Veneto annuncia che avvierà un'indagine interna. Nel frattempo, racconta appunto Pavan, capita spesso su un autobus al Lido di Venezia una signora mi ha chiamata scimmia. Per oggi è davvero tutto, chiudiamo con questo ennesimo episodio di razzismo in Veneto, ma soprattutto con questa denuncia da parte dell'atleta azzurra della nazionale di salto in alto, Rebecca Pavan, che appunto ha voluto condividere questo episodio, e questo è molto importante. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.